Stiamo dicendo alle persone che cosa si può aggiustare per avere un futuro sostenibile. Indietro non si torna, il glaciologo ce l'ha spiegato bene, però ci ha dato anche una prospettiva di speranza, non è stata una visione distruttiva, è stata una visione che ti dice: guarda, fino adesso abbiamo sbagliato queste cose, possiamo un po' correggere il tiro. E questa mostra è uno stimolo a riflettere su cosa possiamo fare nel quotidiano. Sì, l'abbiamo fatto per i nostri ragazzi, ma l'abbiamo fatto per essere un servizio alla cittadinanza. In realtà noi siamo, come scuola, siamo un attore all'interno di una società e ci sembrava bello aprire i nostri spazi a quella che è la cittadinanza, quindi altre scuole, altre classi, ma anche privati cittadini che sono venuti qui i sabati e le domeniche in visita. Sono venuti dai bambini agli adulti, quindi è stata intergenerazionale e secondo me è stata una buona occasione veramente di riflessione. Grazie ai ragazzi, con un linguaggio semplice siamo riusciti a spiegare a tutti qual era la tematica, e una mostra che ovviamente offrendo delle immagini è facilmente comprensibile da tutti, perché il linguaggio delle immagini è un linguaggio che non ha bisogno di tante altre spiegazioni, ecco. Allora, noi stiamo facendo un percorso per fare un bilancio di sostenibilità all'interno della nostra struttura e quindi anche indagare quella che è la carbon footprint della nostra scuola. Loro lo sanno perché sono stati tutti i ragazzi lo sanno, sono stati tutti interpellati per fare dei questionari in merito a cosa conoscono e cosa per loro è importante delle diverse tematiche ambientali. Anche le loro famiglie sono state coinvolte, ma anche tutte le aziende del territorio con cui noi collaboriamo. Oltre a questa indagine che vuole dare una fotografia di quello che è la nostra scuola e di come la nostra scuola impatta comunque sull'ambiente, in realtà sono tantissimi i percorsi e le occasioni di spunto che gli insegnanti danno loro in merito alla sostenibilità. Devo dire che c'è una buona sensibilità da parte di tutto il corpo insegnanti in merito a queste tematiche, quindi cerchiamo di inserirci all'interno del territorio dove ci sono occasioni di riflessione in merito per portare i ragazzi a fare delle esperienze. Stiamo collaborando con un'altra realtà per risistemare un parco qui vicino, andremo al centro del riuso del comune di Verona per cercare di appunto nell'ottica dell'economia circolare rimettere in circolo degli oggetti che sono considerati desueti. Insomma, ci stiamo impegnando da diversi punti di vista. No, la risposta è una risposta positiva. Ovvio che vanno stimolati, vanno continuamente sollecitati, però è una risposta positiva, perché poi in realtà il messaggio da passare è che questa questione riguarda ognuno di noi, come diceva anche lei prima, non c'è età, lavoro, competenza. Lo spieghiamo perché noi come scuola vogliamo dare un esempio. Noi siamo una scuola professionale, partiamo dal fare. Partono dal fare loro per imparare le cose, partiamo dal fare noi per cercare di insegnare a loro, quindi abbiamo la raccolta differenziata, abbiamo tolto appunto nei distributori le bibite gasate, li incentiviamo abbiamo regalato a tutti loro una borraccia d'alluminio per fare in modo che possano andare a prendere l'acqua invece che continuare a comprarsi le bottigliette di plastica, li incentiviamo a fare la raccolta differenziata fatta bene e poi a volte ci danno anche una mano nel ridistribuire, li incentiviamo nella pratica, l'esempio fa la differenza. Io che sono genitore di 3 figli so che è l'esempio che fa la differenza, non serve predicare tanto, bisogna dimostrare come si può fare come si può avere un comportamento corretto che poi va ad avere un impatto positivo, insomma, anche sulla società. È una questione di responsabilità sociale alla fine, ognuno di noi è un attore importante. Forse questa è la cosa più importante che loro devono percepire, perché altrimenti si sentono solo schiacciati dalle grandi decisioni politiche. Questa è spiacevole a 16 anni.